Bentornati alla quarta puntata di Direzione Territorio, la rubrica dell'Unione Veneta Bonifiche che dà voce ai consorzi di bonifica del Veneto. In questa puntata siamo andati nel Polesine per proporvi un tema, quello dell'aumento delle annate siccitose, che richiama timori per un fenomeno, quello della risalita del cuneo salino, ovvero l'acqua del mare che si infiltra, che risale appunto il corso dei fiumi. La salinizzazione sta arrecando problemi all'agricoltura ma anche agli acquedotti per i prelievi dell'acqua dolce e per il turismo locale. Sentiamo. La barriera antisale che abbiamo costruito negli anni 90 non è più efficace perché quando abbiamo queste portate minime noi vediamo addirittura l'acqua del mare che entra proprio all'interno dell'Adige, vediamo proprio una corrente inversa. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno di riprogettare appunto questa barriera antisale. La Regione ha finanziato un progetto importante per un valore di 1.600.000 euro e questo ci permette praticamente di innalzare queste barriere antisale che vengono a creare praticamente tipo una diga. Evita il passaggio dell'acqua salata praticamente dal mare all'interno. Non solo il cuneo salino, ci sono altri fenomeni che preoccupano il Polesine, ad esempio quello della subsidenza, ovvero lo sprofondamento della terra, un fenomeno che sta riguardando addirittura 120.000 ettari e con dei paesi che si trovano anche 2 metri sotto il livello del mare è comprensibile come le attività dei consorzi di bonifica sono imprescindibili. Sentiamo. Questo territorio senza questi impianti va sott'acqua in pochissimi giorni. Questi impianti qua consumano tantissima energia, ci costa circa 1.100.000-1.200.000 euro anno di energia elettrica solo per la gestione dei consumi e poi c'è naturalmente la manutenzione ordinaria di questi impianti che come vedete sono di dimensioni abbastanza importanti e quindi conseguentemente per garantire il loro funzionamento hanno bisogno di manutenzione certa. Tematiche queste sulle quali dobbiamo tenere la massima attenzione. Nel frattempo Direzione Territorio è arrivata alla sua conclusione, nuova puntata tra 15 giorni, vi aspettiamo.